Buongiorno e ben trovati, è il 24 novembre, ci rivediamo questa sera Ring alle 21:15 su Antena 3, ci inventeremo un sondaggio anche oggi. Ieri oltre il 67% ha risposto alla diretta condotta da Nicola Zanetti ieri sera che non si fida del virus. Non ci fidiamo del virus, mi pare il 67%, poi pubblicheremo il risultato sul sito ferdinandovarino.it. E se ci pensate è una cosa da aggiungere a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto in questi giorni, alle parole che Crisanti conferma, con l'intervista oggi di Anthony Fauci, non mi ricordo su quale giornale, forse Repubblica, e quindi a poche settimane dall'invasione di vaccini in tutta Europa, come aveva detto il Premier Conte, il nostro piccolo risultato con quasi 3.000 telefonate, insomma, fa riflettere. Allora, cominciamo. Oggi c'è l'ordinanza di Luca Zaia, seguiremo la diretta alle 12:30, come sempre. Questa invece è quella di ieri di Massimiliano Fedriga, con regione che varia i mini divieti. Fedriga, rischio zona rossa per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, ma cosa dice? E c'è un chiarimento nelle famose FAQ, divieto di consumare alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, e il che paranoia totale, perché si pensava che anche il caffè, uno va a prendersi il caffè in questi poveri bar che già lavorano poco e neanche il caffè posso bermi camminando per strada. Cosa devo fare? Lo incarto, me lo danno da asporto, me lo devo portare a casa per berlo. Ovviamente questa assurdità non è contemplata, si può tranquillamente bere il caffè per strada, non recarsi in altra abitazione, questo riguarda i nuclei familiari, usare il meno possibile il trasporto pubblico, perché anche lì chiaramente causa fonte di contagio possibile, evitare zone solitamente affollate. Poi cosa ha detto Federica ieri molto chiaramente? Che i contagi sono in famiglia principalmente, lavoro e scuola, visto che di scuola si parla molto. Poi arriviamo all'intervista del Premier Conte ieri sera a 8:30 e a Salvini che parla oggi tramite le pagine del Gazzettino. Vi faccio vedere appunto anche l'apertura del Gazzettino, aspettando l'ordinanza di Zaia oggi, vedere se l'ipotesi può essere simile a quella di quanto stabilito dal Friuli Venezia Giulia, ma di sicuro, per esempio, tra le zone rosse possibili c'è il Cadore, che è in forte difficoltà per i contagi. Vietate le vacanze sugli sci. Oggi vedrete su tutti i giornali, a parte che un po' di politica, un po' di altri temi c'è spazio anche per loro in questi giornali di oggi, ma è moltissimo Covid inevitabilmente, e moltissimo legato allo sci. Questa è l'apertura del Gazzettino per la giornata di oggi, così come vedete anche Salvini, Fontana, nessun caso, il nuovo segretario lo decido io. Oggi interviene Salvini sul Gazzettino. Per quanto riguarda appunto anche le ipotesi di chiusura di queste vacanze, devo ammettere che ieri sera, oltre a notare un Premier Conte che tossiva di continuo, era molto teso, tirava su col naso anche, come si dice, no? Cioè aveva tutti quei sintomi che poi ho visto commentare anche sui social, di quello che può essere una sindrome influenzale. Quindi è chiaro che di questa intervista molto attesa, perché per la prima volta forse tornava in uno studio televisivo con delle domande, con un confronto, e non era una diretta Facebook, non era uno dei DPCM della domenica sera, molti di noi hanno notato effettivamente che aveva questa tosse e una tensione, forse da confronto appunto serio finalmente, almeno con qualche giornalista. Ha a volte un aspetto più da Survivor Designated, come la serie TV di Netflix, forse, di quel piccolo politico che diventa presidente degli Stati Uniti. Bene, oggi lui è presidente del Consiglio e risponde di tutto quello che sta accadendo, compreso il fronte Mario Draghi. Quando lui ha la domanda: ma scusate, no, perché non avete consultato anche Draghi sul fronte dell'economia, sui ristori, che ovviamente oggi, come diciamo ormai da settimane, è chiaro che devono essere tarati sul calo di fatturato, perché nel giallo plus la regione Veneto, che non vede ristori, anche se ieri sera Conte ha aperto nel dare i soldini alle città d'arte, perché siamo ovviamente alla follia nelle mancanze di incassi, tutto quello che abbiamo raccontato, i negozi che chiudono, anche quelli di Piazza San Marco, quelli più garantiti dalla storia del turismo, falliscono. Bene, anche in questo scenario di ristori è chiaro che è evidente, perché se il giallo plus non prende soldini,
Oggi noi non possiamo calcolare quanto il calo dovuto all'ordinanza del Veneto che ti dice non andare a camminare nei luoghi assembrati, non sappiamo quanto il negozio del centro di Padova, di Verona e via dicendo possa essere stato danneggiato da questa ordinanza del giallo plus. È una cavolata pazzesca, lo capirete anche voi, è un'assoluta puttanata, perché ovviamente cosa vuol dire il ristorare delle imprese? Dare quanto di una percentuale cospicua, come ha fatto la Germania, e lo diciamo da almeno 7 mesi, del calo di fatturato, e così eviti di guardare i colori, eviti di guardare i codici Ateco, eviti di guardare non so che cos'altro e ristori in base alle percentuali di fatturato perso. E questa sarebbe la cosa più semplice. Natale senza sci, danni irreversibili, dice il Corriere del Veneto nella sua apertura oggi, con 60 milioni di fatturato per quanto riguarda gli 86 impianti del solo in Veneto, più i 600, di fatto il 10 volte tanto, circa 600, insomma, dell'indotto. Devo ammettere che però Conte a me sembrava avesse detto una cosa diversa ieri sera. Ci sono i protocolli delle regioni, le regioni arrabbiate, ma parla di no alla vacanza sulla neve, che è una cosa diversa dal dire non ci saranno gli impianti aperti, non si andrà a sciare. Dice no alla vacanza sulla neve, cioè l'indotto. Dopodiché vedo che i giornali dicono non si fa, punto stop. La seconda ondata ha sorpreso tutta l'Europa, dice Conte, che è al governo, così come tanti altri presidenti, e dice di essere rimasto sorpreso come tutta l'Europa. Il sistema a colori funziona, sostiene. Siamo passati dall'1,72 all'1,12 di RT adesso. Bene, non possiamo pensare che chi governa debba essere sorpreso, possa essere rimasto sorpreso, perché ha tutti gli strumenti per prevedere. La verità è che molti di noi, da uomini della strada, speravamo che fosse, come diceva Zangrillo, che aveva ragione per il momento, cioè clinicamente morto il virus, e che poi non ci fosse quella seconda ondata. Sui tamponi aveva promesso di arrivare a 350.000, non siamo ancora arrivati a 350.000 tamponi al giorno. Sul vaccino al momento non obbligatorio, dice il Premier Conte. Vi volevo far vedere, ecco Salvini che cosa scrive il Gazzettino nell'intervista ad Angela Pederiva oggi, se lo trovo. Comunque, ecco, sono due le cose molto importanti. Il miracolo dei cani anti-Covid, che oggi citano un po' tutti sui quotidiani, che sono gli sniffa Covid, quindi sono, invece di essere cani da tartufo, sono cani da ricerca, perché sono quelli che hanno l'olfatto più sviluppato. In poco e con pochissimi soldi si possono addestrare, sarebbero capaci di individuare il virus al 99%, lo fanno già in mezzo mondo, Emirati Arabi, la Germania li sta addestrando, ve li posso anche dire, forse in Inghilterra stessa, in Belgio, in Argentina, in Cile, lo fa la Francia, tra i primi nel mondo, cioè lo fanno tutti, perché non individua ovviamente la positività di uno che ha i sintomi, ma delle secrezioni, quindi mischiate anche al sudore, quindi l'odore che emana la persona che è positiva al Covid. Bene, c'è un caso molto curioso che raccontano: una volta uno di questi cani ha toppato, il tampone poi effettuato per controllare ovviamente la validità di questo screening con i cani sniffa Covid, il tampone era risultato negativo. Bene, la persona dopo 2 o 3 giorni invece si è positivizzata, perché evidentemente non aveva ancora sviluppato la carica tale che venisse riscontrata dal tampone, quindi sono molto attendibili. Veneto, polemiche inutili, il dopo Fontana, ascolterò tutti ma la scelta è mia, così Matteo Salvini, intervistato dal Gazzettino oggi per quanto riguarda appunto il nuovo segretario e il passaggio di consegna dopo Lorenzo Fontana. Ne parleremo chiaramente questa sera. Ring, il nuovo segretario decido io, ma c'è un altro passaggio. Sull'autonomia è saltato il governo, dice Salvini in questa intervista. 30 riunioni senza cavare un ragno dal buco, e quindi alla fin fine conferma. Voleva scaricare sui grillini evidentemente in questo suo passaggio quanto successo o non successo, ma in realtà ammette che sull'autonomia non si è cavato un ragno dal buco, e questo è molto interessante. Poi ne parleremo stasera a Ring. Ciao a tutti, buona giornata. Vi ricordo Ring stasera su Antena 3 alle 21:15 e il sito ferdinandovarino.it. Ciao!